La seconda corsa è una prova per puledri di 2 anni sulla distanza del doppio chilometro. Sono in 9 dietro le ali dell'autostart, 1 Fragola di No, 2 Frida Kahlo Font, 3 Fadek Letiz, 4 Flower SLF, 5 Freeway B, 6 Francis De Ari, seconda linea, 7 Fra Danilo Pax, 8 Floyd Girifalco, 9 Feton TRL, macchina che lancia i concorrenti partiti in questo momento con tentativo di Fragola di assumere l'iniziativa, veloce anche all'esterno Freeway B che passa a condurre in poche battute proprio su Fragola di No. Così Freeway e Fragola, che sono le due più attese nelle due posizioni d'avanguardia davanti a Fadek Letiz. Poi vediamo Frida Kahlo Font in quarta posizione che precede Fra Danilo Pax. In quinta posizione c'è Flower SLF davanti a Floyd Girifalco. Numero 6 Frances De Ari squalificato. È in coda Fra Danilo Pax, squalificato Frances De Ari. Intanto primi 600 metri di gara che vengono completati da Freeway in 48,9. Sempre in schiena Fragola di No, poi Fadek Letiz e Frida Kahlo Font, poi c'è una frattura e cerca di riportarsi sotto Flower SLF che ora riduce il gap con i primi. Intanto gli 800 in un tranquillo 1.56. Dalla posizione di retroguardia muove Lorenzo Baldi con Floyd Girifalco che in poche battute si rifà tutto il gruppo e arriva a ridosso di Fragola di No. Fragola di No per un attimo forse pensa di anticipare, parlano anche Andrea Farolfi e Lorenzo Baldi. Poi esce Fragola di No e va su Freeway B, costretto ora ad accelerare. Le due femmine alle prese dopo i primi 1200 metri di gara, manca un giro scarso alla conclusione e il ritmo si è leggermente alzato, c'è stato un 15 davanti alle tribune, poi si è rimessa sotto Fragola di No che ora però marca ancora Floyd Girifalco, 600 al palo, parziale in 15,7. Cerca di giostrare sui parziali Marco Stefani con Freeway B, ora però Fragola di No va decisa il suo attacco e le due si distaccano in lotta a 450 dalla conclusione, le due sempre divise da una lunghezza. Torna sotto Fragola di No che poi sbaglia, si getta di galoppo a metà della curva finale e così prende il largo Freeway B. Freeway B in avanti davanti a Floyd Girifalco, ultimi 100 metri di gara con Freeway B che viene a concludere la sua fatica. La prima vittoria in carriera per Freeway B, Marco Stefani in sediolo. Il secondo posto per Floyd Girifalco davanti a Flower SLF, 1.18,2 sul doppio chilometro con un bel 29,2 di chiusa per questa Freeway B che coglie quindi la prima vittoria dopo un secondo e un terzo posto. Arriva anche il successo per questa allieva di Edwin Lagas guidata da Marco Stefani per conto della scuderia Biesuzzi. Ha chiuso praticamente da seconda cavalla, anche il sottototalizzatore risulta favorita. Era un match fra Fragola di No e Freeway B. Freeway B è andata subito al comando e lì si è giocata probabilmente la corsa.